Nel giugno 2011 è stata emanata l'ordinanza Minotauro, frutto di 5 anni di indagine condotte dalle forze di polizia e coordinate dalla DDA di Torino. L'operazione Minotauro si è instaurata su 3 filoni di indagine, 2 sorti da fatti di estorsione ai danni di 2 imprenditori, uno di Cournier e l'altro di Venaria, mentre il terzo filone è nato dalle dichiarazioni del pentito Rocco Varacalli, il principale indiziato dell'omicidio dell'incensurato Giuseppe Donà, nell'abitazione del quale sono stati ritrovati chili di cocaina. Per analogia nelle indagini questi 3 filoni sono stati riuniti nell'operazione Minotauro. È emerso un forte radicamento della 'ndrangheta nel territorio piemontese capace di confondersi e mischiarsi con la cittadinanza. Inoltre dalle indagini è stata svelata una rete di affiliati e di soggetti collusi che tocca pezzi del potere economico e del potere politico. Sono state emesse in totale 170 ordinanze di custodia cautelare e degli imputati 20 hanno scelto il patteggiamento e 72 hanno optato per il rito abbreviato, il quale si è concluso in primo grado con 54 condanne per un totale di 370 anni di carcere. Per i restanti 74 imputati il rito ordinario è iniziato nell'ottobre del 2012. Per questo processo si sono costituiti parte civile l'Associazione Libera, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e i comuni di Torino, Moncalieri, Chivasso e Volpiano. L'unica richiesta di costituzione di parte civile che non è stata accolta è quella del comune di Leni, commissariato per mafia. Tale richiesta non è stata accolta per un vizio processuale, in quanto l'avvocato presente all'udienza non era provvista della delega necessaria. Oltre al comune di Leni è stato commissariato il comune di Rivarolo Canavese, mentre il Ministero dell'Interno ha deciso di non sciogliere il comune di Chivasso perché si era appena costituita una nuova amministrazione.